oggi arancini di patate con mozzarella. Quindi oggi una cosa veloce, rapida, giusto per pulire i denti. Quindi gli altri stanno friggendo qui, quindi una cosa velocissima, un po' di tempo da perdere, però giusto per lo sfizio di farli a casa, non di mangiarli direttamente, diciamo, in pizzeria. Quindi l'abbiamo riempito con mozzarella di bufala. Adesso stanno friggendo qui a 3, 5 e 4, 9, quindi 9 belle palle di patate ripiene di mozzarella. Poi ognuno può mettere che cosa vuole dentro, di solito si mette la mozzarella, però ci potete mettere anche la carne macinata, che ne so, il prosciutto cotto, poi dipende anche dai gusti. Io l'ho fatto solo con la mozzarella. Qui stanno gli altri che stanno friggendo, quindi oggi mangeremo questo, poi qualche altra cosa sicuramente. Quindi ragazzi, ciao Manuela, ciao Filippo. Quindi ragazzi, ho fatto una live a volo, giusto per farvi vedere, quindi nulla di che, perdendo un po' di tempo in cucina, facendo queste belle crocchette di patate, anzi crocchette proprio no, arancine diciamo, perché ha una bella consia, è molto grande, non è piccolo, quindi diciamo che non è un crocchè, è un crocchettone, diciamo così. Ragazzi, buon appetito a tutti e come sempre, se permettete, oggi a mangiare, quindi qualcosa ci la mettiamo vicino e a parare la situazione per oggi. Buon appetito a tutti ragazzi e vi lascio e vado a mangiare, voglio. Ciao a tutti ragazzi.